solite colonne, strutture, esatto, delle particolare. colonne, dunque. Quando c'è l'unione della stalatite e la stalagmite che Sì, ci formano sono quelle colonne. Beh, le potete vedere nella terza sala. Ci troviamo proprio all'entrata delle grotte di Borgio Verezzi e noi di Zenazone abbiamo le chiavi. Abbiamo appena varcato la soglia delle grotte di Borgio Verezzi e abbiamo incontrato questa che è la prima sala, è proprio chiamata in questo modo. Questo straordinario ambiente, possiamo notare la diversificazione di vari colori e ricordiamoci che le grotte di Borgio Verezzi sono in assoluto le grotte più colorate che possiamo vedere e visitare. In questo ambiente coesistono diversi minerali, ad esempio possiamo notare questa straordinaria scultura composta da limonite, ha un colore giallo e arancione, viene anche chiamato insomma a forma di salmone. Qui invece possiamo notare questa straordinaria colorazione bianca che è composta da minerale di calcio. Mentre questa formazione con questo tipico colore rosso è formata da ossido di ferro. Spettacolo. È spettacolare. Abbiamo superato due diverse sale, abbiamo visto la prima sala che è quella che proprio si incontra, come si entra all'interno delle grotte, per poi arrivare alla seconda sala, quella con tutte queste formazioni che si chiamano spaghetti e le vediamo anche qua. E adesso ci troviamo in questo straordinario punto panoramico, guardate, è una sorta di terrazza ed è davvero straordinario. La storia dice che queste grotte di Borgio Verezzi sono state scoperte da tre ragazzini nel 1933, poiché vedevano che insomma durante le alluvioni l'acqua a un certo punto spariva, quindi hanno scoperto questa sorta di pozzo profondo 5 metri, alla fine si sono immersi e da lì hanno scoperto che c'era qualcosa. Una volta risaliti e tornati hanno raccontato questa storia, ma questa storia è stata lasciata lì per ben 20 anni, quando a un certo punto uno speleologo alla fine ha detto andiamo un po' a vedere, e quindi sono state scoperte le grotte di Borgio Verezzi. Il nome dello speleologo è Giovanni Dentella, che infatti scoprì un complesso di gallerie e di sale sotto l'abitato di Borgio.
Grazie al ritrovamento di ossa di alcuni animali estinti come rinoceronte, elefante, mammut, tartaruga, orso, insomma tantissimi animali, si è riuscito a capire come in questa zona c'è stato proprio un susseguirsi delle varie epoche sia glaciali che non. Questo perché notoriamente alcuni di questi animali vivevano in climi caldi e altri in climi freddi. Queste ossa oggi non si trovano più qui all'interno delle grotte, ma sparse nei vari musei. L'altra cosa è che questi animali non hanno vissuto all'interno di questa grotta, poiché la grotta era assolutamente chiusa, ma è stata proprio una dolina e lo scorrere dell'acqua che hanno portato all'interno delle grotte proprio questi ritrovamenti ossei. Questa sala è chiamata la Sala del Castello, infatti proprio qui alle mie spalle potete trovare un castello con la sua regina e il suo re. Si nota come dal castello scende proprio questa colata che è composta da ossido di ferro, ossido di manganese e da limonite. E con questa immagine delle grotte di Borgio Verezzi vi salutiamo e ci vediamo prossimamente. Mi raccomando, venite a visitarle perché meritano davvero. Ricordate, sono le grotte più colorate d'Italia. Ciao!